Siamo con il sindaco di Alessandria della Rocca, ecco, vogliamo anticipare qualcosa relativamente alla festa che si terrà proprio il 21 agosto e il 22 ad Alessandria della Rocca. Benissimo, diciamo che questa è la prima edizione che si fa ad Alessandria della Rocca, era una programmazione già in essere e ci sono varie associazioni coinvolte per la riuscita dell'evento, è il ritorno alle radici e ricade proprio nel periodo della festa della Madonna, che è l'ultima domenica di agosto. Noi invitiamo quindi a chi ci sta ascoltando, eventualmente a fare anche passaparola, a venire a visitare Alessandria della Rocca, perché tra l'altro è un periodo molto importante questo, perché ci sarà la festa del padrone, che è la festa della Madonna, una festa molto conosciuta. Per quanto riguarda invece l'evento del 21 siamo alla prima esperienza, speriamo di non fare brutta figura, insomma, e cercare magari di riproporlo con esperienza l'anno successivo. È una festa importante perché purtroppo tutti questi paesi, Alessandria, anche l'Interland, ci sono molti immigrati e il senso è proprio questo, di dare senso alle persone che sono andate fuori e andare alla ricerca delle radici. Quindi il mio auspicio è quello di avere anche non solo ospiti che magari non sono alessandrini, ma soprattutto chi è stato costretto nel passato ad andare fuori proprio alla ricerca di lavoro. Anche perché ci sarà una valorizzazione dei prodotti tipici alessandrini che sono parecchi. Sì, i prodotti tipici alessandrini già abbiamo avuto nella scorsa edizione con la visita del prefetto di esporli e anche cercare di promuovere quello che il territorio ci offre, prodotti genuini, prodotti che hanno creato anche una certa economia e che soprattutto Alessandria mirerà su questo tipo di economia che è quella agricola. L'agricola ha una congiuntura, dico io, negativa, legata anche alle situazioni climatiche e agli eventi climatici, poi è un prodotto, in particolare le olive, che trovano una concorrenza spietata anche con i prodotti che arrivano dal Nord Africa. Noi sappiamo benissimo che il costo del lavoro che c'è nei paesi del Nord Africa è molto, dico io, è meno costoso, inferiore, quindi dobbiamo competere con il clima, dobbiamo competere con le leggi che consentono un'entrata indiscriminata di questi prodotti e il nostro prodotto purtroppo non trova competitività non per la qualità ma proprio perché si trova prodotto più a basso costo. Quindi per frenare anche le migrazioni io penso che ci vorrebbero delle leggi a livello nazionale che volgano in altri aspetti, non penalizzare i paesi più poveri, però la realtà vera è che ora noi ci stiamo impoverendo rispetto ai paesi che erano prima più poveri di quelli nostri. Bene, diamo appuntamento allora al 21 e al 22. Al 21 e al 22, ma la festa vera e propria si svolgerà il 21, poi ci sarà successivamente la festa della Madonna, quindi quando esattamente? L'ultima domenica d'agosto, anche se la festa si protrae fino al lunedì, quindi diciamo che sarà un periodo ricco di eventi.